Regione dell'attività formativa, cioè le scuole professionali che tra l'altro sono in forte incremento nell'ambito del turismo, del linguistico e così via, e che purtroppo hanno dei contraccolpi dall'ufficio scolastico regionale a volte incomprensibili, perché dicono alle scuole tu puoi aprire nuove sezioni solo se hai lo stesso numero di quelle che chiudi al quinto anno, all'ultimo anno di formazione, che è un assurdo. Vabbè, insomma, qui chiudiamo la parentesi. Massimo Zanon, hai già avuto qualche input anche dai precedenti interventi. Io so che quando ci siamo visti anche in altre occasioni da parte della Confcommercio, insomma, c'è stata una posizione anche molto critica nei confronti della Regione, proprio che riguarda il modello di sviluppo complessivo che in questi anni è stato perseguito e che probabilmente ci sta portando fuori strada. Quindi a te l'intervento conclusivo, dopodiché sentiamo Pier Paolo Baretta il suo punto di vista più complessivo. Grazie per l'invito. Questa sensibilità noi negli ultimi 5 anni l'abbiamo riscontrata spesse volte incontrando il consigliere Pigozzo, e auguro a lui di essere ancora nella partita nei prossimi 5 anni. Non sono in grado di indovinare in quale ruolo, ma sicuramente almeno come consigliere. Quello che è certo però è che noi ci troviamo di fronte a dei problemi strutturali che non sono più temporanei, ma sono ormai da considerare per i prossimi 10 anni il terreno su cui lavorare, e approfitto dell'occasione per esprimere nulla di più di quello che è stato detto, perché condivido, ma cercando di dare dei tagli un po' diversi rispetto a come risolvere i problemi e dove ci sono i problemi. Innanzitutto siamo tutti veneziani, questa non è una situazione che ci capita spesso, perché chi è del centro storico, chi della periferia, io faccio parte della periferia, ma abbiamo una necessità di competere anche in futuro, nonostante le novità che ci arrivano non sono novità su cui abbiamo grande peso. La città metropolitana, dice Jacopo, è bene che arrivi veloce, io sono d'accordo che deve arrivare veloce, ma bisogna stare attenti a chi la comanda, perché se comanda Venezia con le sue abitudini veneziane, noi che siamo alla periferia veniamo asfaltati. Questo è quello che io dialogo col mio attuale sindaco, perché se c'è un'opportunità nella città metropolitana deve essere un'opportunità per far tesoro degli errori commessi tutti e cercare di diventare più competitivi, non solamente di dividere le debolezze che invece tutti nel nostro piccolo, ma Venezia da questo punto di vista nei costi è una debolezza certa, non devono essere spalmate con il resto del territorio. Qua c'è un altro sindaco, credo non parlo a sordi. E vediamo invece il problema del mondo del commercio e del turismo rispetto al mondo dell'agricoltura. Io credo che sono due realtà su cui si è in maniera del tutto sprogrammata fatta diventare forte quest'area, che con il manifatturiero, altra colonna e artigianato sicuramente importante, dal dopoguerra ad oggi ha fatto diventare grande il Veneto, ma il tutto questo senza un progetto. E senza progetto oggi non si riesce più a competere in giro per il mondo, perché i nostri competitori fanno progetti. E quindi il futuro come ce lo giochiamo? Beh, io a livello locale immagino che per risolvere il problema dell'agriturismo, quando uno produttore agricolo si mette a fare la produzione agroalimentare per venderlo lui direttamente, non ha solo guadagno, ha anche costi. E quindi il vero problema per lui è vendere al meglio il prodotto che produce prima di tutto. Perché se ha deciso di fare un altro tipo di mestiere e non è più primario la produzione, cambia completamente l'ottica. E uno, se ha bisogno di aumentare la produzione in termini di redditività, basta vedere il latte, quanto lo si vende e quanto lo si compra al negozio, quanto poco o quanto niente rimane al produttore, che teoricamente dovrebbe essere il primo ad avere un minimo di beneficio. Quindi il concetto è: vediamo di ridurre la filiera. Se il produttore è fondamentale e chi vende il prodotto è fondamentale, dobbiamo riuscire ad abbattere, anche se qualcuno ne farà le spese, una filiera più corta, perché ci sia il margine per competere a chi produce. La qualità di chi produce per noi è fondamentale, perché sennò compriamo tutto all'estero, e nello stesso tempo riuscire a vendere a condizioni diverse a chi poi è il fruitore finale, che è il cliente. E su questo credo che qualcosa da inventarci tra categorie lo dobbiamo fare. Lo dobbiamo fare, forse fino ad oggi non abbiamo dialogato bene su questi ragionamenti. Se non lo faranno gli altri proviamo a farlo a Venezia, visto che c'è sintonia tra di noi e amicizia,
proviamo a ragionare. Franceschi, non lancio un'idea da pazzo, perché forse oggi essere pazzi è avere un'impresa, quindi cerchiamo tra pazzi di cercare di farle stare in piedi. E questo è il ragionamento legato proprio a quello che possiamo fare tra categorie. Quello che invece diciamo alla Regione, e parliamo di turismo, ma pensando che il turismo oggi non può prescindere per esempio da un centro storico con i negozi chiusi, quindi gli alberghi, i negozi, la produzione, la cultura, le bellezze, l'ambiente, non può essere nulla che non è considerato turismo. Chi ha sentito negli ultimi mesi, più volte mi è capitato, il ministro che poi è a due passi da noi, non è un ministro che viene da lontano come quello precedente, per esempio, che era difficile da capire in termini di cosa voleva fare. Sì, sta dicendo queste cose e sta pregiando un ragionamento legato alla bellezza del paese, alle nostre valenze. Ecco, il vero problema è trasformare questa nostra attrattività sapendo che nel frattempo molte cose non si possono più chiedere come una volta. Il fatto che si siano distrutte le APT nel Veneto è un errore madornale, è un errore di supponenza che tra l'altro in qualche caso a tutti i livelli si sta facendo, ma mi fermo al Veneto, perché l'informazione al turista straniero o anche italiano che viene da fuori non può essere fatta dal privato o dal singolo comune, con tutto il rispetto che si deve avere del privato e del singolo comune. Ci deve essere una preparazione, una cultura di fondo, una visione d'insieme, che il turista che chiede un'informazione a Milano non è che se per caso va a Noale non sanno più niente quello che succede a Milano e quello di Noale invece non sa quello che succede a Sarzano. Il turismo veneto deve essere venduto dalla montagna al mare con una preparazione, e oggi abbiamo anche i mezzi tecnologici che ci basta inserire dati in continuazione, ce ne sono per tutti, ma ci deve essere qualcuno che li propone come un senso di accoglienza e di servizio al turista che ha voglia di capire di più. Ci sono i siti, ma provate a pensare a un cinese che dentro a 3000 siti deve trovare le informazioni del Veneto, ha finito le vacanze prima di capire dov'è. Questa è la storia vera, no? Allora torniamo a dare un servizio giusto. L'altro è un aspetto di costi. Beh, se è vero come è vero che ognuno dà la sua parte, quello che produce di PIL, il turismo è tutto ridotto, 4 lire per mettere per fare l'accoglienza ci potranno essere, o c'è solo la sanità che fa da punto di riferimento per poi farsi in qualche modo belli di aver recuperato un fatto elettorale. A me interessa la sanità come tutti i cittadini, io sono quasi vice cittadino di Milano perché da 30 anni vengo sempre qua con tutta la famiglia, no? E ancora adesso continuo a essere a Milano per tutte le mie cose, ci siamo trovati anche io e Jacopo, ma fondamentalmente la sanità da noi non è che possa dire che toglie tutte le risorse, ci sono le altre cose che fanno sì che non ci siano risorse per il turismo, che è una delle poche attività che comunque tiene nonostante la difficoltà, e se fanno la promozione fatta seriamente alla fine dovremo migliorare anche il tipo di cliente, perché è vero che facciamo 62-63 milioni, ma la gran parte di questi non ci lasciano una lira nel Veneto. Noi paghiamo solo le spese, non è solo Venezia che deve portare via i rifiuti, chi sta lì tutto il giorno non spende una lira a Venezia perché portano via tutto da casa o dal pullman. Al limite prende i soldi della ZTL, ma la ZTL, credete a me, è un furto rispetto a chi deve venire a fare turismo. È un brutto modo di agire, è in tutta Italia così, benissimo, però bisogna trovare altri modi. L'accoglienza è anche non avere le ZTL, che è esattamente l'inverso di come stiamo lavorando. Cioè, è vero che per andare a Venezia bisogna pagare un ticket, ma ci si può ragionare, chiaramente non sarebbero miliardi, ma non si può fare diversamente, che allora non fai pagare il ticket, ma uno che arriva con un pullman da Milano, che dorme in albergo a Milano, deve pagare 420 euro per entrare a Venezia. Su alcune cose siamo folli, ma lì non c'è mica solamente, sono tutti i livelli amministrativi che non sanno più. E adesso arrivo quindi all'ultimo livello, che è quello che a me interessa di più, perché concettualmente penso che questo paese qua lo risolviamo se le linee guida le fa uno per tutti. Linee guida, non comanda, linee guida dentro paletti su cui non ci si può muovere, e il turismo è una delle cose che deve fare lo Stato. Lo Stato deve recuperare da tutto quello che è da far inventariare nelle nostre 21 regioni, perché ogni regione ha delle valenze fondamentali, non si può vendere lo stesso prodotto, ma alla fine
fine si deve dire che per fare turismo bisogna diventare un paese moderno, infrastrutture, regole, progetto per quanto riguarda cosa si può fare e chi lo può fare, e poi le regioni, e poi per tempo lì è accaduto, fanno la loro parte, non possiamo più dire le province perché non ci sono più. Perché se noi continuiamo a pensare che l'unica cosa da dire è lamentarci che le cose non funzionano dove potrebbero funzionare, dalle altre parti non sono neanche mai partite, ma in realtà chi ci frega è che nella scelta di dove si va a fare la vacanza l'Italia viene saltata. Se eravamo primi o secondi, oggi siamo quinti, corriamo il rischio di diventare sesti. A me va bene rimanere quinto, perché non è un problema sempre essere il primi, ma quinto se con i numeri che abbiamo miglioriamo la qualità di chi viene a fare vacanza. Altrimenti il nostro territorio, che ha bisogno di essere assolutamente mantenuto e recuperato, non certamente turbato ancora, non tiene, perché facciamo solo esclusivamente da punto di riferimento da chi arriva in Germania. Noi parliamo di cinesi, i cinesi da noi in Italia non possono venire, non ci sono i tour operator che li portano, o li portano in Germania o li portano in Francia, e dalla Francia vanno in Germania, passano per l'Italia, ci fanno 2 salutini, li fanno dormire nei contenitori a 20 euro, quello non è turismo, anche se qualcosa lasciano, o se no partono dalla Germania, fanno un giro, vengono in Italia e vanno in Francia, perché gli hub di partenza sono uno in Germania e uno in Francia. Noi come paese mica potremmo andare il Veneto a portare a casa i cinesi, ci deve essere lo Stato italiano che si presenta in un'idea ben definita, studiata bene e che cambia il sistema che fino ad oggi abbiamo lasciato ad altri. Quindi la partita è difficile e al nostro livello, siamo a livello locale, quello che possiamo fare lo dobbiamo fare per togliere quelle che sono le incongruenze. Non è vero che la legge dell'agriturismo è brutta, tutte le leggi sono brutte perché oggi chi fa impresa ha più inghippi. Pensate che il nostro sia un settore in allegria? Neanche un po', né commercio, né turismo, né servizi, né pubblici esercizi, che qualche volta magari leggendo ci si sente anche in guerra uno con l'altro. Claudio, che pur vivendo nella zona meno difficile dentro l'isola, ha fatto il ragionamento delle sagre. Oggi le sagre, per il tipo di mondo che stiamo vivendo, sono necessarie, sono importanti per aggregare, ma sono anche per moltissime famiglie l'unica occasione per uscire di casa, quindi non ce n'è né per gli agriturismi, non ce n'è neanche per i pubblici esercizi. Se la situazione non cambia, la situazione così com'è, o va presa in mano tout court dalla testa e va a piedi, o se no noi viviamo, continueremo a lamentarci, non sta bene nessuno e siamo sempre convinti che l'orto dell'altro è il migliore. In realtà siamo tutti che abbiamo poco orto. Grazie.